Sapete. Bene, bene. Se va a miesavi. Se va a miesavi, come hai detto. E noi continuiamo questa puntata sul tema del gioco, parlando quindi di... Ecco, abbiamo fatto scopa. Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Buonasera. Buonasera. Ciao Gigi. Questa ormai è diventata una strada dove uno passano vari attori, cantanti, eccetera, si passa, uno se te ne vuole, si ferma, fa quattro chiacchiere. Passando. Certo, quello è così, questa è una strada di popolo. No, quindi tu devi cercare una cosa. Dici? Tieni sordo un culo? No. E a casa? Tutti bene? Tutto bene. Ah, okay. Va bene. Senti, sappiamo chiaramente che stai preparando questo secondo, credo, concerto allo Stadio San Paolo, ma dopo quell'esperienza di 2 anni fa, che è stata ottima e fortunata, ne stai preparando un altro che credo che vada bene. Questa è una responsabilità un poco più grossa, perché avere lo stadio con tutte le porte aperte è però, una grande responsabilità. Vabbè, però le prevendite mi stanno dando ragione, Beh. Anche perché ho sempre avuto Napoli alle mie spalle e Napoli mi ha fatto sempre fare delle belle figure in tutta Italia, quindi è una cosa che ci tengo. Hai vinto Viva Napoli, tra le altre cose? Ho vinto pure Viva Napoli, sì. Viva Napoli, quindi Viva Napoli verrà a vederti in massa. Senti, visto che... Sai perché si nasconde? Sì, è tunisino, si nasconde perché si mette scorno. Io ho avuto il piacere di fare un film con lui. Io si mette scorno, capito? Ha detto chi mi acciappa, mi uccide la seconda volta. Non è morto lui nel film. Non è morto. Ha fatto un film tunisino. Ha fatto un film tunisino. Lui nel film ha fatto un film tunisino, ma invece qui è vero. Sì. No? E qui è un vero tunisino. Come si chiama sta cosa? Sì. Che fai? Caramba, che sorpresa! Pure a Tunisi. Pure per dare un poco di... Dai un bacio! Guarda, sti cose. La mano, basta. Ma tu guarda, e lì sei fatta la figuretta. Gigi, visto che sei qui e abbiamo un pianoforte apposta per te. Ah, come mai? Ma così, per caso, no? Si trovava passando pure il pianoforte. Ha detto perché non... Vogliamo fare un piccolo assaggio di quello che poi potrebbe essere il giorno 18? 19, il giorno 19 allo Stadio San Paolo, il tuo concerto. Invece, senza rinnegare il passato, facciamo un passaggio dal passato a oggi. Benissimo, allora ti lascio con un tuo medley di successi. Gigi D'Alessio! Con coraggio che tengo ti chiamo ancora, su una voce dalla strada ieri, che ti cerca una mano per parlare. 7 numeri mai scordati, fatti già 1 milione di volte, che stasera ti dice una casa chi. Come ci fatta sta lontana da te? Ma che conferenza si è pigliato tempo, ci vede sparto. Soltanto tu sei tale e quale a te. Voglio ancora di 3 mie paure, si sta in scura, a Lucarne mi faccia mia prima sposare. Tanto saccio vai pazzo per me, prima solo a 2 anni, ma vedere, sta faga non viene a dare. Tanto saccio non è la verità, non mi avere canati ci sta. Scusami, se con te sono stato nel letto anche a volte romantico. Io credevo l'amore che supera tutti gli ostacoli, regalandoti tutto me stesso e mai niente a metà. Se ho cenato con te qualche volta coi fiori sul tavolo, e ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere, regalandoti tutto me stesso e mai niente a metà. Potevi dirmelo che i tempi cambiano, ed io capivo che forse l'amore non era così. Come stai?
Da lontano sai pensavo forse non è lei, sarà stato il taglio dei capelli. Dove vai? Hai trovato già una casa o vivi con i tuoi? Niente male quel vestito addosso, ho tolto il vizio del fumo ma adesso vorrei, l'emozione mi rende nervoso lo sai, faccio un po' ridere. Per quanto tempo ho cercato il tuo numero io, una volta ti giuro l'ho chiesto anche a Dio, come uno stupido, se t'amo ancora sai, è fuori luogo ormai. Io che non vivo da solo senza te, non riesco più a dormire e se lo voglio fare io metto in un bicchiere 20 gocce fra le lacrime, ma dentro i sogni miei ci siamo sempre noi, tu non mi crederai. Io che non vivo da quando non ci sei, vorrei strapparti il cuore se penso a quella sera che a Marco gli hai nascosto la mia foto fra le bambole, non te l'ho detto mai, era un amico mio. Dove sei? Maledettissimo pezzo di stella cadente, hai colpito il mio cuore, lo sai. Dove sei? Senza di te nella vita magari le altre bastavano per sopravvivere. Dove sei? Se fossi stata un miraggio la bolla d'amore scoppiava in un attimo e poi senza te mi negavo nei letti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere così, senza te. Ho cominciato a vedere l'amore qualcosa di cinico, l'indifferenza al vestito che metto ogni sera di solito. Ho quasi voglia di spegnere l'ultima fiamma dell'anima, ma poi si arrabbia a dire, la mia febbre continua a salire, quanto male che sento nel cuore, ho paura, non voglio morire, sono solo un vigliacco d'amore che vive di te. Dove sei? Maledettissimo pezzo di stella cadente, hai colpito il mio cuore, lo sai. Dove sei? Senza di te nella vita magari le altre bastavano per sopravvivere. Dove sei? Se fossi stata un miraggio la bolla d'amore scoppiava in un attimo e poi senza te mi negavo nei letti al momento di chi mi desidera. Potevo vivere. Dove sei?
visto come tu ci hai lasciato un medley a noi, questo sia soltanto la centellinesima parte di quello che avrai al tuo concerto allo Stadio San Paolo. Speriamo bene sicuramente, Gigi D'Alessio. Gigi, grazie anche al tuo gruppo e ai tuoi musicisti. Noi adesso lanciamo la nostra soppopera che si chiama Orippo Rap. Orippo Rap in una maniera, c'è una macchina. Me la fai una allo stile tuo? Di solito quando venga qualche cantante qui presentiamo Orippo Rap insieme al cantante, no? Però nel suo stile, Orippo Rap, tu come la canteresti nella tua melodia? Orippo Rap, in giro? Orippo Rap, Orippo Rap, Orippo Rap, Orippo Rap. Gigi D'Alessio, Orippo Rap.